Assalti esplosivi a sportelli di banche e uffici postali in tutto il nord-est. I carabinieri di Treviso arrestano 11 persone, una banda di giostrai che aveva base a Mareno di Piave. Un comando con una precisa organizzazione dei ruoli, spiegano gli investigatori. Esperti e pericolosi si muovevano a bordo di un'auto elaborata e schermata per eludere le localizzazioni. Visibilmente agitato, si girava a pochi passi dalla scuola con una pistola in mano. Attimi di panico ieri pomeriggio a Vascondi Carbonera, 50enne bloccato. L'arma era un giocattolo ma senza il tappo rosso. La guerra in Ucraina e l'incubo nucleare, in via di aggiornamento il piano nazionale di emergenza della protezione civile. L'assessore Bottacin dice i rilevamenti in Veneto non evidenziano presenza di radioattività. Caro gasolio, i trasportatori monoveicolari, più comunemente chiamati padroncini, rischiano di pagare il conto più alto, l'allarme della categoria. A Treviso in zona Fiera, 2 platani su area pubblica avvelenati col diserbante. Furioso l'assessore all'ambiente Manera, il comune ha presentato denuncia. Impresa in lutto per la morte di Giuseppe Guaraldo, la guida di una delle più note imprese di costruzione, aveva realizzato tra gli altri gli ospedali di Treviso, Conegliano e Castelfranco e contribuito al recupero del teatro comunale. 100 anni fa la nascita di Pierpaolo Pasolini, Treviso celebra la ricorrenza con una mostra al Museo Salcio dedicata ai manifesti dei film di un autore sempre attualissimo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. La cronaca in primo piano di questa edizione di Treviso con la maxi operazione del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, 8 le ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 gli obblighi di dimora. I colpi avevano fruttato decine di migliaia di euro, 9 arrestati nella Marca, 2 in provincia di Venezia. Sgominata una pericolosa banda di giostrai con una centrale operativa a Mareno di Piave. La tecnica utilizzata è quella della marmotta, ordini rudimentali ma potentissimi, infilati nella fessura dei bancomat in modo da squarciarli velocemente, prelevarne il contenuto e poi darsi alla fuga. E questo a bordo di una berlina di grossa cilindrata, una Volkswagen Phaeton, diventata quasi un segno distintivo. Un copione che tra la fine del 2020 e per l'intero 2021 si è ripetuto più volte in tutto il nord-est, da Pordenone a Trento, in particolare nei territori di Venezia e Treviso. L'elenco dei colpi è lungo, da Valdobbiadene, Eraclea, Bibione, Quarto d'Altino fino alla folle notte del 12 maggio 2021, quando blitz ed esplosioni si susseguirono da Semonzo di Borso del Grappa, Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia. Da allora le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, coordinati dalla procura, sono state serrate fino all'epilogo di questi giorni. 11 le persone, tutti cittadini italiani, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. 9 i residenti nel Trevigiano, 3 in provincia di Venezia, come centrale operativa sia per la preparazione degli ordini che per la spartizione del bottino era un'abitazione con garage a Mareno di Piave. Ad agire un vero e proprio comando. C'era un'organizzazione assolutamente strutturata dove proprio il fatto di aver definito per ciascuno dei componenti il ruolo faceva sì che le azioni criminose si svolgessero in pochi minuti, in pochissimi minuti, quindi in modo tale da eludere l'intervento delle forze dell'ordine, allontanarsi in maniera velocissima dalle località, appunto dagli istituti di credito piuttosto che dagli uffici postali che venivano assaltati. Preciso l'identikit, così come il curriculum criminale. Parliamo di gente che non si tira indietro se c'è da delinquere, parliamo di giostrai. A comprovare l'attitudine a delinquere sono però anche altri particolari. Quando i carabinieri sono andati a cercarlo in casa sua sostanzialmente non c'è stata una difficoltà a reperirlo perché si era letteralmente nascosto sotto un cumulo di panni da lavare in una lavanderia, protetto ovviamente dai suoi congiunti, eccetera. I componenti della banda dovranno rispondere anche di riciclaggio e resistenza pubblico ufficiale. La loro auto infatti era una supercar del crimine dotata di disturbatori di frequenza ma anche estintori da azionare in caso di inseguimenti, come è successo una notte nel territorio del Coneglianese. Manovre pericolosissime che hanno messo in pericolo gli stessi militari che li avevano intercettati e seguiti. L'estintore rischia di creare un momento di non così visuale, per cui a quelle velocità perlomeno si rischia sicuramente ai fine fuoristrada di urtare qualcosa. Di uno sforzo investigativo importante parla il comandante provinciale Gianfilippo Magro. Il nostro territorio merita tutta l'attenzione possibile contro il crimine. Non ci fermiamo qui, le sue parole.
Ancora i carabinieri in azione perché è stato denunciato per procurato all'allarme l'uomo che ieri a Vascon di Carbonera si aggirava con una pistola, poi fortunatamente è risultata giocattolo, in pieno centro. E poi a Castelfranco in serata scene da Far West. Sentiamo. Sono stati attimi di panico a Vasconna di Carbonera quando in pieno giorno e a pochi passi dalla scuola elementare è stato avvistato un uomo aggirarsi con una pistola. Visibilmente agitato stava brandendo l'arma molto simile a una beretta. Immediato l'allarme lanciato da alcuni passanti e l'arrivo sul posto dei carabinieri che lo hanno subito fermato e identificato. Si trattava di un cinquantenne che non ha dato particolari giustificazioni. L'arma è poi risultata una pistola giocattolo, una Panther, che però non aveva il caratteristico tappo rosso. Da qui la denuncia per procurato allarme e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Negativo l'alcol test, escluso anche l'utilizzo di droghe, così come per l'uomo di 69 anni del posto, braccato dopo essere fuggito all'Alt dei Carabinieri nel corso di un controllo di routine serale a Resana. La sua corsa è durata qualche minuto fino a Castelfranco, quando è uscito autonomamente di strada. Anche qui nessuna motivazione è stata fornita dal diretto interessato ed è stata una serata di monitoraggio e prevenzione a Vittorio Veneto nei principali luoghi di aggregazione, da Piazza del Popolo ai giardini pubblici. 100 le persone controllate, 30 gli automobilisti fermati, 5 le attività commerciali visitate anche per la verifica delle disposizioni anti-Covid. Nessuna infrazione è stata riscontrata dai carabinieri. E adesso la guerra in Ucraina e le inquietudini sul tema del nucleare dopo l'assalto alla più grande centrale europea in questi giorni. L'assessore regionale alla protezione civile Bottacin tranquillizza i cittadini, i rilevamenti non evidenziano presenza di radioattività in Veneto e chiarisce: in Italia esiste da anni un piano di protezione civile per l'emergenza nucleare ed è in via di aggiornamento in questi giorni. Lo stiamo dettagliando, ovviamente come tutti i piani sono in continua evoluzione, ma esiste da parecchi anni. L'Italia è dotata di un piano di emergenza nucleare. Oltre 250 pagine che definiscono le procedure operative, le modalità di comunicazione alla popolazione, le attività di monitoraggio in caso di emergenza nucleare. È il piano di protezione civile che individua 3 scenari, il livello di attenzione, il più basso, di preallarme e allarme. In questo momento ci troviamo al primo stadio, non c'è nessuna preoccupazione, tranquillizza l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che poi spiega il perché del suo post pubblicato ieri sui social che aveva suscitato inquietudine tra i cittadini. Lo scopo non era quello di creare preoccupazione, ma quello anzi di dire: guardate che siamo organizzati, sappiamo perfettamente come affrontare questa questione. L'assessore Bottacin entra poi nel merito di quanto accaduto l'altra notte con l'attacco alla più grande centrale nucleare europea. Si tratta di un impianto di seconda generazione con reattori a prova di artiglieria convenzionale, spiega l'assessore, che aggiunge come nell'assalto dell'altra notte non siano stati coinvolti proprio gli stessi reattori. Quella centrale non è come quella di Chernobyl, che era una centrale con reattore RBMK con acqua e grafite, mentre questa è di seconda generazione, più moderna, ad acqua pressurizzata, che prevede anche l'arresto automatico se va in crisi il sistema di raffreddamento. Nelle sedi di Verona e Belluno dell'ARPAB sono installate 2 centrali che monitorano ogni giorno dell'anno la radioattività nell'aria, ma anche costantemente vengono controllati acqua, suolo e cibi. Non è stato registrato nessun valore di emissione radioattiva. Nel caso durante gli scontri in Ucraina dovessero essere intaccati i reattori delle centrali nucleari, il piano è pronto con una serie di misure che coinvolgerebbero anche la popolazione, a partire dalla fase acuta del passaggio della nube radioattiva. Anche semplicemente rimanere chiusi in casa con le porte e finestre chiuse riduce enormemente la possibilità di contaminazione. Nelle oltre 250 pagine del piano di protezione civile rientrano anche le pillole allo iodio, di cui si discute molto in queste ore, da somministrare però con modalità ben precise. Vanno prese durante la fase appunto acuta e non ha senso cominciare a prendere pillole di iodio adesso, pensando che fra 10 giorni, 5 giorni, 8 giorni, un mese succeda questa cosa. Dopodiché è una delle azioni. Intanto c'è il fronte poi dell'accoglienza dei profughi, lo aveva annunciato nei giorni scorsi, il presidente Zaia ha annunciato oggi ufficialmente l'attivazione di un modulo, lo vedete, compilabile online da quanti vogliono mettere a disposizione la propria abitazione per i profughi provenienti dall'Ucraina.
Il modulo è reperibile sia all'interno del sito web della Regione, all'interno della sezione Emergenza Ucraina, sia all'interno del sito della Protezione Civile regionale. È compilabile online e consente di specificare nel dettaglio tipologia, durata, numero e oggetto di modalità di ospitalità e accoglienza. È prevista infatti per privati cittadini e imprenditori la possibilità di mettere a disposizione vitto, alloggio, albergo, stanza mobiliata, singolo alloggio indipendente, bed and breakfast, offrire lavoro, trasporto, attività di traduzione e cura animali, oltre che attività ludiche. Quindi online ufficialmente questo modulo della Regione per l'accoglienza, l'ospitalità e anche l'offerta eventuale di lavoro ai profughi. Una mobilitazione che continua in tutto il Veneto e in tutta la Marca. Oggi vediamo cosa è successo a Mogliano. Una Mogliano solidale che ci piace. Un continuo via vai di auto e dai bagagliai, pannolini, sacchi a pelo, coperte e medicinali. Dalle 8:30 del mattino Piazza Caduti a Mogliano, proprio di fronte al municipio, si è trasformata in un centro di raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Stamane mi si è riempito il cuore nel vedere centinaia di moglianesi riversarsi in piazza per donare, ha commentato il sindaco Davide Bortolato, che ha inoltre ringraziato le realtà che si sono messe al lavoro per raccogliere, stoccare e spedire i beni raccolti, Protezione Civile, Proloco, Caritas, Scout, ma anche assessori comunali. Tanta solidarietà, tanti moglianesi stamattina qui in piazza portano farmaci, beni di prima necessità, un grande lavoro della Protezione Civile, della Proloco e della Caritas, grazie ai tanti volontari disponibili. Il materiale raccolto è stato consegnato alla Caritas di Vittorio Veneto, che attraverso i corridoi umanitari li trasporterà in Ucraina, e una nuova raccolta è già stata fissata per il prossimo sabato 12 marzo via social o chiamando l'ufficio politiche sociali sarà possibile informarsi se in merito al materiale da raccogliere vi siano esigenze particolari. Poi ci sono gli altri effetti della guerra, anche se in questo caso il caro del carburante era pure precedente alla crisi, alla precipitare della crisi ucraina. Il caro gasolio dunque, secondo la CGIA di Mestre, a soffrire maggiormente, a pagare il prezzo più alto sono i padroncini. C'è l'allarme della categoria, dicono rischiamo di fermarci. Sono 75.820 in Veneto i trasportatori monoveicolari, più comunemente chiamati padroncini. Secondo la CGIA sono loro, idraulici, elettricisti, falegnami, tassisti, autonoleggiatori con conducente, trasportatori, bus operator e agenti di commercio a pagare il prezzo più alto del caro gasolio. Già un mese fa dai nostri microfoni la Confartigianato Autotrasporti, marca trevigiana, aveva lanciato l'allarme sul costo del carburante. Oggi la guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione. Questa settimana il prezzo è lievitato di circa il 10%, significa che lunedì o martedì prezzi al distributore saranno tutti per il gasolio almeno sopra i 2 euro. Secondo i dati della CGIA di Mestre, il parco mezzi dei padroncini vede quasi 413.000 autocarri, 355.000 veicoli commerciali leggeri, 21.000 motrici, oltre 3.600 autobus. Quella del carburante è la voce che mediamente rappresenta quasi il 30% dei costi totali di gestione delle imprese di autotrasporto, ma anche di tassisti e NCC, che ha visto aumentare esponenzialmente i costi fissi della propria attività con tariffe ferme da anni. Per le aziende di autotrasporto la strada per sopravvivere dunque sembra essere segnata. Aumentare le tariffe di trasporto. Questo andrà a incidere sulla produzione, andrà a incidere sui consumatori, ma noi non possiamo fare diversamente. Farci del male oggi per tenere i prezzi bassi e viaggiare sotto costo significa che domani la nostra azienda potrebbe essere in pericolo. Gli autotrasportatori sono anche costretti a rivedere i propri piani di lavoro. Cominci a selezionare i viaggi. Se questo viaggio non si può fare, bisogna fermarsi. Ma per i padroncini lo scenario è ancora più complicato. All'aumentare dei costi riduce il suo guadagno fino ad azzerarlo. Però oltre all'azzeramento non può andare a rimetterci di tasca propria per voler lavorare, quindi fate bene i vostri conti. Dalla CGIA 2 i versanti sui quali si potrebbe intervenire. Il primo attraverso una riduzione delle imposte, il secondo rivolto specificatamente ai mezzi pesanti, chiedendo all'Unione Europea di modificare le disposizioni in vigore affinché si possa incrementare ulteriormente il credito d'imposta per il rimborso delle accise sul gasolio.
Un'altra emergenza nella Marca è quella della siccità. Sta attanagliando le colture trevigiane dai frutteti ai campi di frumento. Ieri sera il nostro servizio con il consorzio Piave, che ha confermato la situazione critica, parlando addirittura di una scelta che si dovrà fare se continuerà così la situazione, di chi irrigare e chi no. L'acqua è anche la nostra migliore alleata contro le gelate improvvise, dice un frutticoltore. Il nostro viaggio dunque da Povegliano a Ponte di Piave, in una Marca che ha sempre più sete. L'acqua è fondamentale in questo momento per difenderci dal gelo, perché è l'unico strumento che abbiamo che ci permette di sostanzialmente innalzare la temperatura in un momento in cui il clima la abbassa. Tra i filari di kiwi nella campagna di Povegliano, che guarda le montagne spoglie di neve, l'acqua non serve solo per dissetare i campi, ma anche per proteggere i primi fiori e i primi germogli. Amedeo Tonon, imprenditore di lungo corso, li sfiora con cura. Il kiwi giallo, tra le colture più rinomate, è nella sua fase maggiormente delicata e l'acqua in queste settimane ha un effetto climatizzante. Abbiamo delle paure, ma anche delle probabilità che ci siano ritorni di freddo con gelate importanti come ci sono stati nel 2021, e l'unico mezzo che abbiamo per difenderci e per arginare questo è l'acqua. Acqua che da queste parti non si spreca. La stessa irrigazione si mette in moto nei mesi più caldi, quando il tasso di umidità del terreno va sotto i livelli di guardia. I sensori sono collegati a un'app sul cellulare. Un progetto che parte un po' da lontano, assieme a dei partner importanti come il consorzio Piave, il CREA e il CET, e questo proprio è fatto per evitare di sprecare acqua. Però logicamente la preoccupazione più grossa qual è? Che se non c'è acqua non possiamo neanche fare frutticoltura. E non va meglio ovviamente per chi coltiva ortaggi e nei vigneti. A Ponte di Piave il terreno è brullo quando mancano 2 settimane alla primavera. La situazione ci preoccupa un po' perché ha nevicato poco, ha piovuto poco, gli invasi a monte sono molto scarsi e questo legato anche alle nuove normative sul minimo deflusso ecologico, quindi se il Piave dovesse ridursi troppo non si potrà più attingere l'acqua per portarla per l'irrigazione, e questo ci preoccupa perché può essere un problema molto grave. Emergenza siccità che si accompagna a tutte le altre. La crisi ucraina in questo momento sta avendo un effetto negativo da questo punto di vista su tutto il comparto, non solo agricolo, per ogni comparto economico si hanno difficoltà a trovare i prodotti, la logistica, i trasporti, ma i prezzi stanno salendo e con questo vengono trasferiti poi inevitabilmente anche sul consumatore finale. Correlato l'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce soprattutto serre e stalle. Vedere bollette che triplicano veramente ti mette fuori mercato e non riesci più a produrre con la dovuta serenità. Non resta quindi che guardare al cielo e risolvere almeno uno dei problemi. Torniamo a Treviso, a Fiera. 2 platani su area pubblica avvelenati col diserbante. L'ira del comune. Scatta la denuncia. Un gesto ignobile, fatto da persone ignobili, lo dico proprio chiaramente, e che se scovate pagheranno caro il loro gesto. Il foro è ben visibile alla base della pianta, così come è evidente la mano umana che l'ha praticato. Via Callalta, al confine tra Fiera e Lanzago, qui gli agronomi di Contarina, che monitorano periodicamente il patrimonio arboreo del comune di Treviso, hanno segnalato il tentativo di eliminazione di 2 platani, forando il tronco in profondità e versando all'interno del diserbante o qualche altro prodotto velenoso. Sporgeremo sicuramente denuncia verso ignoti. Abbiamo già qualche idea, sinceramente stiamo valutando le telecamere della zona per capire chi può essersi avvicinato dall'esterno. Io spero che non ci sia emulazione, ma non lo credo proprio. I trevigiani hanno sicuramente la grande sensibilità all'ambiente, ma ripeto, se trovati i colpevoli pagheranno molto cara questa loro azione. Avete affidato le indagini alla polizia locale? Sì, stiamo procedendo tramite la polizia locale, eventualmente tramite i carabinieri forestali. Era già capitato in passato che qualcuno tagliasse senza permesso dei rami da piante su suolo pubblico, ma è la prima volta che si assiste al deliberato tentativo di far morire un albero, tra l'altro di grosse dimensioni. Poi è stato fatto allo scopo di rimuovere le piante perché davano fastidio a qualcuno che probabilmente abita vicino, oppure fare un gesto senza nessun senso per danneggiare un albero. Io propendo più per la prima. Insieme agli agronomi il comune sta valutando se sia possibile salvare i 2 platani, ma su questo i tecnici sono pessimisti. In caso vadano abbattuti, l'assessore sottolinea che verranno immediatamente sostituiti. Il messaggio deve essere che le piante ci sono, ci devono essere e ci saranno ancora.
Si chiude un pezzo di storia imprenditoriale del Veneto. Con queste parole il presidente Zaia ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giuseppe Guaraldo. Il sindaco di Treviso ne ha ricordato invece le tante opere che hanno cambiato il volto della città. La città di Treviso darà martedì mattina nel Tempio di San Nicolò l'addio a uno dei suoi imprenditori più noti, l'ingegner Giuseppe Guaraldo, scomparso improvvisamente all'età di 79 anni. Le esequie alle 10:30. A lungo la Guaraldo è stata una delle principali imprese di costruzioni del Veneto e d'Italia, con sede a Paese. Nella sola Marca aveva realizzato l'ospedale Cafoncello, ma anche quelli di Conegliano e Castelfranco, e oltre i confini trevigiani l'aeroporto veneziano di Tessera e quello ben più lontano di Palermo. Purtroppo la città di Treviso perde un imprenditore veramente di alto profilo che ha dato tanto alla città. Si pensi che il restauro del teatro comunale di Treviso è stato fatto proprio dall'impresa dell'ingegner Guaraldo. Una scomparsa inattesa che ha lasciato nel dolore i figli Pio, Andrea, Matteo e Laura, ma che ha colpito tutti quelli che hanno conosciuto da vicino la vicenda umana e professionale di Guaraldo. Sono rimasto davvero ferito da questa morte, anche perché avevo avuto la fortuna di poter parlare con lui proprio qualche settimana fa della sua storia, dei suoi successi e anche delle sue momentanee difficoltà che ahimè nell'ultimo periodo ha avuto, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista professionale, però un uomo che ha sempre messo la lealtà, l'impegno e la professionalità al centro del suo credo, così come la famiglia. Con la scomparsa di Giuseppe Guaraldo se ne va una parte della storia non solo imprenditoriale ma anche economica e culturale della nostra regione, sottolinea il presidente del Veneto Luca Zaia, che ricorda come la Guaraldo divenne negli anni 90 una delle 25 aziende più importanti d'Italia. La sua figura, il suo stile nel condurre l'azienda e una discrezione pressoché unica rappresentano un modello, conclude Zaia, che auspico possa continuare a essere seguito. E proprio oggi la Marca ha dato l'addio a anche un altro grandissimo nome dell'imprenditoria della Marca e veneta, Dino Sgambaro. Un saluto gioioso corrisposto con un mesto addio, quello che tutta la comunità di Castello di Godego ha dato a Dino Sgambaro, firma trevigiana della pasta. Questa mattina nella parrocchiale i funerali officiati da Don Gerardo Giacometti, che ha ricordato i 93 anni di una vita spesa per il bene della terra, per il proprio lavoro, per la famiglia, ma anche per gli altri. È quello che ha spinto Dino in Puglia alla ricerca del grano migliore, di un rapporto con la terra fatto ancora di rispetto, di rapporto franco con i contadini. Un'umanità che Dino ha sempre mantenuto in azienda, in un rapporto con i collaboratori oggi quasi dimenticato. Dino ci ricorda l'autorevolezza di chi lavora conservando l'umiltà, la partecipazione, la fiducia, la collaborazione, la stima dell'altro, anche dell'ultimo assunto. Sono doti non scontate in questo tempo, in cui i rapporti aziendali rischiano spesso di essere freddi, selettivi, impersonali, pragmatici. Tanti suoi operai presenti tra i banchi, con le comunità di Castello di Godego, di Loria, ma anche di Castelfranco della provincia, rappresentate da sindaci e presidente. Uomini e famiglie che, con il suo mulino e pastificio, ha contribuito negli anni dell'emigrazione a mantenere in paese. Ma forse l'uomo meno conosciuto, Don Gerardo, l'ha svelato anche alla famiglia, quel Dino che ha sostenuto gli altri senza clamore. I percorsi segreti della solidarietà, che Dino percorreva a volte all'insaputa di Edda, consapevole forse che la carità senza etichette viene registrata direttamente da Dio, mentre quella rumorosa, dice Gesù, ha già ricevuto la sua ricompensa. Una vita, ha concluso il parroco, non passata invano, ma diventata esempio per tutti. Per questo nostro tempo, in cui viviamo la fatica di rapporti che hanno bisogno di essere riguadagnati alla comune umanità che ci appartiene. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Molto che fuori del nostro paese, del nostro comune, sia arrivato il nostro dolore, sia arrivata la nostra voce. Una panchina bianca per ricordare una morte bianca. Quella del 23enne Mattia Battistetti, deceduto il 29 aprile dell'anno scorso in un cantiere edile a Busta di Montebelluna.
La scopertura nell'area del centro culturale Due Mulini di Castelfranco. Rientra nelle corde della nostra associazione. Nel nostro statuto c'è per definizione l'inclusione. Una panchina, ma di fatto un monumento per non dimenticare chi è uscito di casa per andare a lavorare e non è più tornato. Sono 1441 morti nel 2021, che sono pari a 4 morti al giorno. Drastica l'analisi dell'Associazione degli Invalidi del Lavoro. Gli operai sono ricattabili purtroppo dalle aziende e qui ci dovrebbero essere i controlli dello Spisal e dovrebbero essere con la mano pesante. Ma ancora più forte il grido che la famiglia di Mattia ha lanciato anche in questa occasione. Ho gridato il mio urlo di dolore a tutti, al ministro, ai prefetti, agli onorevoli, ai sindacati. Tutti promettono, lusingano, ma passato un giorno, un altro giorno, tutto cade nel dimenticatoio. È ora di dire basta alle parole soffiate al vento, basta promesse non mantenute. Mattia è stato ucciso. La negligenza e le superficialità di 10 persone indagate per omicidio colposo hanno stroncato per sempre il sorriso di Mattia. Giustizia che noi come famiglia dobbiamo rendergli, ad ogni costo. Torniamo a Treviso, nel capoluogo, e la polemica sulle mura, ma anche sul nuovo supermercato lungo strada Ovest. Polemica tra il sindaco di Treviso Mario Conte e la consigliera Antonella Tocchetto, che ieri ai nostri microfoni aveva accusato di essere l'uomo solo al comando della città. La correttezza di un consigliere comunale è quello di dire anche le cose come stanno e soprattutto di dire di chi sono le responsabilità. Chiaro il riferimento alla consigliera Antonella Tocchetto e alla questione nuovo cemento lungo strada Ovest. Nello specifico il sindaco non solo si dichiara contrario a nuove costruzioni, ma ricorda. Avevano approvato un supermercato a San Paolo, noi siamo riusciti, perché le condizioni ce lo permettevano, di dialogare con il privato e stralciare quell'opera sostituendo il supermercato con un bosco urbano. Non è detto che questa soluzione si possa fare anche in altre situazioni, come per esempio in Viale della Repubblica. Il sindaco non dimentica anche il vivace scambio dell'ultimo consiglio comunale, ma soprattutto di essere stato giudicato un uomo solo al comando. Ricordo che proprio la consigliera Tocchetto, che oggi ci fa le lezioni sulla tutela delle mura, era la presidente della Commissione Lavori Pubblici quando veniva approvato il grande parcheggio che rischiava di essere la più grande opera di devastazione delle mura. Noi, l'amministrazione Conte, composta dalla Giunta e dalla maggioranza, ha avuto la forza e il coraggio di fermare questo progetto cercando soluzioni alternative, dialogando ovviamente con la parte privata. Mi dispiace se c'è stato questo battibecco in Consiglio, però credo che ogni tanto sia giusto anche rispondere a quella parte dell'opposizione che se ne frega delle esigenze della gente e mette soltanto al centro i propri interessi politici, come purtroppo fa troppo spesso la Tocchetto. Però, sottolinea infine il sindaco Conte, l'opposizione è fatta anche di buoni oltre che di cattivi, con la consigliera Tocchetto evidentemente in quest'ultima collocazione. E anche una parte dell'opposizione ha un atteggiamento costruttivo, propositivo molto serio. Mi viene in mente il consigliere Pezzato, Benvenuti, Pizzolato, da poco entrato, Grigoletto certamente, e poi c'è invece una parte dell'opposizione che fa parte della quale fa parte la Tocchetto, che mette al centro solo la speculazione politica, si dimentica delle esigenze della gente, si dimentica dei buoni risultati e cerca sempre di far polemica. Restiamo a Treviso, ma lasciamo la polemica politica. 100 anni fa la nascita di Pierpaolo Pasolini e la città lo omaggia attraverso i manifesti dei suoi film. In stretto dialogo con la mostra in corso a Santa Margherita, dedicata a Renato Casaro, l'ultimo cartellonista del cinema, il Museo Salce celebra nella chiesa di San Gaetano, per la prima volta sede espositiva, i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, e lo fa esponendo i manifesti per il cinema del regista e scrittore di Casarsa, che con la sua famiglia aveva vissuto per diversi periodi anche a Conegliano. Siamo partiti ovviamente dal centenario di Pierpaolo Pasolini, della sua nascita, che è quest'oggi, e l'intento è proprio quello del Museo Nazionale Collezione Salce di ricordare questa figura così importante per la nostra storia e dall'altra parte di
creare anche questo suggestivo dialogo con questo spazio, la chiesa di San Gaetano, che è una perfetta cornice per esporre questo nucleo di 21 locandine originali che provengono dalla Cineteca del Friuli di Gemona, e quest'opera che è stata realizzata per l'occasione da parte del maestro Renato Casaro. I manifesti provengono dalla Cineteca di Gemona del Friuli, una delle 5 più importanti d'Italia. Che originariamente erano conservati a Venezia presso il fondo da campo, che adesso è a Gemona. Una selezione bella e che fa la sua bella figura, piccolina ma bella. A Cattone, Mamma Roma, il Vangelo secondo Matteo, Salò, in mostra fino al 3 luglio locandine che costituiscono delle opere a loro volta strettamente legate alla storia e alla società italiane. È veramente un artista poliedrico, come gli artisti erano poi nel passato, quindi lui è assolutamente contemporaneo, è stato profetico, ma ha questa forza appunto di grande collegamento con la storia e con l'arte del passato. Le notizie ora dal Bellunese. E c'è la politica in primo piano, il percorso del centro-sinistra verso le amministrative e verso il candidato alla guida del comune. Confronto tra PD e la lista di Giuseppe Vignato per capire quali siano le posizioni all'interno del tavolo, le eventuali aperture o i nuovi scenari. L'Assemblea Comunale si è poi espressa favorevolmente approvando con l'80% di consensi il sostegno alla candidatura a sindaco di Vignato. Noi avevamo proposto in prima battuta Roger De Menec e Ilaria Manfigiani. Purtroppo non hanno trovato rispondenza di unità all'interno del tavolo e quindi a questo punto bisogna ancora vedere chi potrà essere l'inquilino. Per conto nostro come partito abbiamo fatto una scelta, abbiamo indicato Giuseppe Vignato quale candidato sindaco. Rimane tuttavia in casa PD la sorpresa per le dichiarazioni fatte da Paolo Bello in merito alle scelte dell'Assemblea Comunale, tanto che lo stesso è stato invitato ad un ripensamento, auspicando il ritiro dalle dimissioni da capogruppo in Consiglio Comunale. Il capogruppo purtroppo non era d'accordo sui passaggi che avevamo fatto e ha dato le dimissioni, e di questo ce ne dispiace molto perché sottolineo che durante il suo operato ha fatto un buon lavoro. Lei conferma le sue dimissioni? Sì, decisamente, perché come capogruppo dovrei rappresentare le istanze del partito in Consiglio Comunale e queste istanze di partito io in questo momento non riesco più a rappresentarle per le motivazioni che ho portato. Sosterrà Vignato? Io sosterrò Vignato se sarà il sindaco di questa città. La cronaca, un furto e poi un inseguimento è successo a Feltre, il furto ai danni del negozio GR Bike, purtroppo non nuovo a attenzioni da parte di malviventi, la razzia di 14 biciclette per un valore di 80.000 euro. La notte scorsa l'allarme è stato dato alle 4:35, a pochi minuti dopo un furgone è stato intercettato da una pattuglia di carabinieri di Feltre che l'hanno intimato l'altro. Il furgone è poi risultato rubato a Limana e si è dato alla fuga inseguito dai militari. Un inseguimento che è terminato quando lo stesso mezzo si è schiantato su un guardrail fra Paderno e Luni nel territorio di San Gregorio nelle Alpi. Il ladro è fuggito nel bosco senza che i carabinieri avessero la possibilità di catturarlo, ma come vedete poi le bici almeno sono state recuperate. Non contento, il ladro è riuscito poi a rubare una vettura a Callibago in comune di Santa Giustina in Colle in modo da allontanarsi definitivamente. Il tema del Comelico, un tema di stretta attualità e di urgenza, si susseguono le riunioni e le riflessioni sui lavori previsti per la galleria. Ora c'è una proposta e la palla torna nel campo di Anas. Si scrive Comelico, ma si legge Galleria, perché ormai ogni discorso ruota attorno ai lavori per i quali saranno necessari mesi e mesi di cantieri, con il rischio di un isolamento di quel territorio montano. L'ennesima riunione ha portato ad una idea condivisa. Abbiamo trovato una soluzione insieme, che è quella di definire una convenzione per avviare la progettazione di quella che è la strada secondaria, che potrebbe essere un'ottima valvola di sfogo durante i lavori della galleria. È un primo passo determinante che ci ha visto tutti convinti e uniti
perché questa è l'unica strada che abbiamo individuato che possa risolvere questo problema per evitare l'isolamento del Comelico. Quella strada c'è però chi non la vorrebbe come una soluzione occasionale, ma come un'alternativa stabile che permetta intanto di fare i lavori a lotti senza causare interruzione alla viabilità e poi di rimanere a disposizione del traffico veicolare. Io fin da subito negli incontri con gli amici del Comelico in sede della comunità montana ho detto: prendiamo per mano la vecchia strada della valle, è come elemento di emergenza per la chiusura della galleria che non può mai interrompere il traffico rispetto al Comelico. Oggi dobbiamo fare uno scatto in avanti e sono molto contento che la comunità montana e la provincia abbiano iniziato a pensare di investire anche delle risorse per progettarlo, questo scatto in avanti, che vuol dire rendere quella strada lì stabile, rendere quella strada lì percorribile e soprattutto un'alternativa a cielo aperto alla galleria. In chiusura vi ricordo che dal 10 marzo scatterà il nuovo passaggio verso la televisione digitale, lo switch off. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno nella nuova posizione sul telecomando, Antena 3 sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Tele Nord-Est sul 18. Comunque per continuare a seguire l'informazione di Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est sarà sufficiente a risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti nei nuovi canali. Il 10 per Antena 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Tele Nord-Est. Nei prossimi giorni vi spiegheremo anche poi tecnicamente come al meglio risintonizzare in avvicinamento alla data ormai imminente del 10 di marzo. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile, ma un impulso freddo sarà responsabile di un clima un po' più fresco nel weekend. Vediamo il dettaglio di domenica 6 marzo. Sul Veneto tempo buono e asciutto con cielo sereno o velato, possibili annuvolamenti sulle prealpi occidentali fino al primo mattino, ma senza conseguenze degne di nota. Bora moderata sulla costa, a tratti anche in pianura. Temperature minime in calo, torneranno sotto zero ovunque, massime stazionarie sugli 8-9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo tanto sole su tutti i settori della nostra regione, vedete il cielo sarà limpido o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui non sono attese piogge, sarà infatti soleggiato solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno a -2-0 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.